Buonasera, iniziamo la chiacchierata con i nostri ospiti di questa sera. Intanto benvenuti anche a chi ci segue da casa. Oggi parliamo della sostenibilità ambientale del digitale con il ruolo dei data center. È un tema interessante che abbiamo avuto modo in qualche occasione di toccare, ma oggi facciamo un approfondimento verticale. Grazie a Marco Bettiol che ha curato il libro che vedete qui davanti di questa sera, docente di economia e gestione delle imprese all'Università di Padova, oltre che ovviamente autore di questo libro, appunto, anzi curatore di questo libro. Abbiamo con noi anche Eleonora Di Maria, docente di economia e gestione delle imprese all'Università di Padova, ma mi dicevate anche presidente di uno dei data center, quello dell'Università di Padova. Perfetto. E Luca De Pietro, direttore, adesso questo job title poi magari ce lo spiega, direttore UO Strategie ICT, unità organizzativa, ok? Strategie ICT e agenda digitale della Regione del Veneto. Allora, partiamo con un inquadramento da Bettiol. Non siamo abituati forse a pensare, ad abbinare la sostenibilità al digitale, perché forse in primis non pensiamo al fatto che il digitale inquini. È un ragionamento che non ci viene spontaneo fare, ma che inizia a farsi un po' strada. Ce lo introduce? Sì, allora innanzitutto volevo precisare che Eleonora Di Maria e Luca De Pietro hanno avuto un ruolo importante nel libro. Il libro è il risultato di un progetto di ricerca che è stato cofinanziato dall'Università di Padova e dalla Regione del Veneto, e entrambi non solo hanno contribuito diciamo, sostenendo questa iniziativa, ma anche partecipando attivamente, Eleonora Di Maria in particolare come presidente del V6, che è il data center di Padova, che è stato oggetto di ricerca, quindi ha aperto le porte per studiare questo fenomeno. E poi non eludo la domanda ma ci arrivo. Poi Luca De Pietro, che ha contribuito non solo a sostenere il progetto, ma anche con idee e provando ad applicare poi molte delle cose che abbiamo studiato nel libro all'interno poi delle attività della Regione del Veneto. Allora, vengo alla domanda che mi hai posto. Allora, il motivo per cui non pensiamo al tema della sostenibilità del digitale è che noi abbiamo sempre usato la parola digitale come passepartout per risolvere i problemi della sostenibilità. Facciamo un esempio: ci stanno guardando da casa, non sono venuti qui con la macchina, non hanno inquinato, e quindi, oppure facciamo una call al posto di prendere l'aereo e vederci. L'idea che il digitale fosse più leggero, diciamo, della old economy. In realtà questo è vero, perché per molte cose è vero che diciamo, i sostituti digitali o la trasformazione digitale rende meno impattante dal punto di vista ambientale. Il problema è che noi siamo giunti oggi ad un livello di complessità e, se vogliamo dire, il digitale ha funzionato così bene che noi ci siamo sempre più nel tempo appoggiati a infrastrutture, e poi arriviamo al tema del data center, così proviamo anche a definirlo, che diciamo, vengono infrastrutture che vengono chiamate con tanti nomi: cloud computing, la nuvola dei dati, insomma, ma fondamentalmente ci sembrano cose leggere, ma in realtà hanno un impatto oggi non più trascurabile in termini di infrastruttura. Per impatto intendo costruzione di spazi fisici, di fabbriche vere e proprie. Questo è un data center, è una fabbrica che al posto di persone ha tantissimi server che conservano i nostri dati, ma non solo i nostri dati in termini generici, i nostri ricordi. Tutte le fotografie che noi facciamo sui cellulari oggi vengono mantenute, no, con una replica nei data center, i dati aziendali, i dati di funzionamento di amministrazioni pubbliche, tantissimi servizi oggi utilizzano sempre di più, e quindi noi utilizziamo sempre meno i nostri computer da tavolo e sempre di più ricorriamo oggi a servizi complessi che ci appaiono semplici, ma che dal punto di vista tecnologico sono molto complessi, e che fanno affidamento a grandi infrastrutture localizzate in luoghi strategici che hanno il compito di renderci queste attività semplici. Lo stesso Google, un'attività che noi facciamo quotidianamente, non so quante volte al giorno, non potrebbe funzionare se non avesse un'infrastruttura di questo tipo. Quindi tutti i servizi che noi utilizziamo, da Gmail a tutti i servizi possibili e immaginabili, oggi hanno questa struttura. E questo ha avuto un impatto, sta avendo sempre di più un impatto significativo. Tenete conto che solo in Europa oggi i consumi elettrici, cioè la quantità fatto 100 il consumo elettrico a livello europeo, attualmente siamo tra il 2 e il 2,5%, proiezioni sono al 5%, però se voi andate
in un paese come l'Irlanda attualmente il consumo energetico è il 14%, quello di data center, sul il 100% dell'Irlanda, con proiezioni a 35 nel 2026. Quindi stiamo parlando di infrastrutture che una volta erano piccole, ma oggi sono diffuse sempre di più, il mercato sta crescendo perché di fatto non abbiamo più hard disk dove conservare i dati, perché ne produciamo una quantità enorme. Pensate adesso non solo da email, ma pensate video su TikTok, video su YouTube, diciamo, sono mondi che non hanno confini, si espandono costantemente e hanno sempre più bisogno di infrastrutture. Quindi ci sarà sempre più una domanda di risorse, quindi queste infrastrutture che alla fine avevano un impatto che noi non difficilmente calcolavamo, iniziano ad avere oggi impatti crescenti. A livello globale si parla ormai che tutto il mondo del digitale, quindi non solo i data center, ma i nostri computer, i nostri telefoni, insomma, iniziano ad avere un impatto in termini di diciamo, CO2, quindi sull'ambiente, pari al 10%, tra l'8 e il 10%, quindi più o meno come l'industria diciamo, del trasporto aereo. Quindi siamo passati da essere un elemento piccolo trascurabile a sempre di più aumentare il livello di pesantezza, in qualche modo di carbon footprint, come si dice, quindi di impronta sull'ambiente importante. Oggi c'è lo scenario dell'intelligenza artificiale, che è un altro salto in avanti, perché tutto questo mondo dei data center sarà l'infrastruttura di base su cui funzionerà l'intelligenza artificiale, che senza i data center non può funzionare. Fare il training, cioè allenare gli algoritmi di intelligenza artificiale, non proprio gli algoritmi, insomma i sistemi di intelligenza artificiale, ha un impatto enorme in termini di energia e quindi anche di impatto ambientale. Tenete conto che se si sommano i consumi energetici delle principali 5 aziende del mondo, più o meno si raggiunge la quantità di energia consumata diciamo, necessaria per illuminare le case di tutti gli americani. Quindi queste infrastrutture oggi non sono più diciamo, delle cose che noi possiamo un po' prendere alla leggera, ma dobbiamo iniziare in qualche modo a considerarle seriamente e prima che il problema diventi ingestibile iniziare a investire sempre di più per rendere sempre più sostenibile questo tipo di infrastruttura. Tenete conto che oggi a livello internazionale la costruzione di nuovi data center non passa più sotto traccia come in passato, di cui nessuno penso di noi abbia mai visto, tranne gli addetti ai lavori, che cos'è un data center, non sapremo neanche identificarlo da fuori, è molto molto difficile, è un capannone tutto sommato, sembra una fabbrica qualsiasi. Ma oggi, ad esempio in Uruguay e in Cile, la popolazione si è ribellata alla costruzione di data center da parte di Google per paura che questi data center vadano a assorbire non solo l'energia elettrica ma anche acqua. Tenete conto che il problema dei data center è disperdere il calore, perché queste macchine producono tantissimo calore. Tenete conto che per ogni gigabyte ci vogliono 5 litri di acqua, quindi in ambienti dove l'acqua inizia a essere scarsa, non stiamo parlando dell'acqua potabile, ma ad esempio l'acqua per irrigare, diciamo, per le coltivazioni, iniziano ad essere diciamo, delle considerazioni anche sull'uso rivale di risorse naturali, cosa che fino a 3 anni fa era una cosa lunare pensare a una cosa di questo tipo. Oggi succedono. In Irlanda si è aperto un dibattito, in Irlanda dove di fatto c'è la più alta concentrazione di data center d'Europa, dovuta al fatto che tutte le grandi multinazionali americane usavano il ponte irlandese per entrare in Europa. C'è una concentrazione molto forte. Oggi si pongono una domanda proprio gli irlandesi sull'impatto che questo ha per le risorse in generale dell'Irlanda, perché è talmente rilevante che diciamo, può incidere su quello che sono le risorse naturali. Quindi siamo passati da essere diciamo, una Cenerentola a diventare sempre di più centrali e ripeto, con l'intelligenza artificiale si parla di consumi che dovrebbero essere moltiplicati 1000 volte. Poi bisogna capire, c'è l'innovazione tecnologica, le nuove tecnologie diventano sempre più performanti, sempre più efficienti, quindi magari non è 1000, però sicuramente ci sarà un salto di scala importante.
La interrompo soltanto perché poi appunto riprendiamo un po' di alcuni di questi elementi, ad esempio il fatto che sia una questione di utilizzo dell'energia ma anche di uso dell'acqua, e quindi poi da questo derivano le possibili soluzioni, diciamo, da tracciare. Una domanda che faccio a lei, ma forse anche a De Pietro e a chi vuole rispondere in realtà. C'era poca letteratura, diciamo, su questo tema, forse c'erano anche pochi dati. Da dove nasce la volontà, De Pietro, di aprire una finestra su questo tema anche a livello di istituzione? Intanto grazie, ringrazio dell'invito, ringrazio Marco Bettioli e Nora Maria, perché mi sembra che sia la prima uscita pubblica del libro, quindi che è fresco di stampa, e quindi ci fa molto piacere essere qui. Lo colloco temporaneamente perché quando il Marco Bettioli e Nora Di Maria ci hanno coinvolto con questo progetto di ricerca, stavamo uscendo dal Covid e quindi eravamo consci di due cose. La prima è che il digitale ci aveva aiutato e quindi dovevamo continuare ad investire, però dall'altra parte iniziavamo a porre un tema, o meglio, era emersa nel dibattito pubblico questa parola, no, resilienza, cioè dovevamo essere più resilienti, e pensare quindi che tutti i dati siano in mano anche a grandi operatori del cloud ci poneva un dubbio. Ecco che come Regione, anche grazie agli investimenti che abbiamo fatto sul V6, volevamo consolidare il nostro data center. Da qui nasce un po' anche l'idea di fare questa ricerca. Se vogliamo investire su un nostro data center che permette di gestire i dati pubblici o gran parte dei dati pubblici della pubblica amministrazione del Veneto, ci serviva a capire anche in quali traiettorie andare. Ecco che questa ricerca ci è stata utile anche da questo punto di vista, capire che non solo dobbiamo acquistare apparati performanti, ma dobbiamo anche capire di ottimizzare l'acquisto in termini di consumo di energia, di acqua utilizzata, di sostenibilità nel riciclo di questi materiali, perché un tema estremamente interessante che esce da questa ricerca è che spesso c'è grande attenzione sull'aspetto dell'efficientamento di queste strutture e poco invece sullo smaltimento degli apparati, che è un altro tema estremamente interessante. Quindi, tornando un po' alla sua domanda, volevamo farlo perché ci serviva a noi stessi in primis, perché stavamo facendo un investimento sul nostro data center che adesso abbiamo anche qualificato secondo tutta la nuova recente normativa dell'ACN, dell'Agenzia della Cybersicurezza Nazionale, perché adesso per erogare servizi agli enti della pubblica amministrazione dobbiamo avere giustamente determinati livelli di sicurezza, ma ci volevamo anche interrogare e capire se c'era lo spazio per creare delle politiche pubbliche attive su politiche industriali sul tema data center. È vero, come diceva il professor Bettiol, che ci sono alcuni territori che magari non li vogliono, ma forse consolidare alcuni aspetti su avere delle infrastrutture di calcolo sul proprio territorio può essere anche un elemento di vantaggio competitivo. Non sempre, ma sicuramente può essere un elemento di vantaggio competitivo. A questo riguardo, sono ignorante del tema, ma immagino che forse sia utile anche a qualcun altro mettere in fila le cose. Come funziona la geografia dei data center? Perché so che ci sono molti operatori, molti, forse in realtà pochi, però sicuramente alcuni operatori privati che si muovono costruendone in Italia e altrove, però poi sento della regione, sento dell'università. Come funziona? Il tema è variegato, io vado a memoria, ma un primo censimento, parlo in particolare di quello che conosco meglio l'ambito pubblico, nel 2015 calcolavano circa 10-12 mila data center della pubblica amministrazione. Da lì è nato un percorso di consolidamento per ridurli attraverso una serie di politiche, in qualche modo anche di certificazione, imponendo delle regole sempre più serrate, e sicuramente il numero di data center della pubblica amministrazione è fortemente diminuito in questi anni. D'altra parte sono in qualche modo emersi molti data center dei grandi operatori internazionali che sono sbarcati in Italia o anche di operatori nazionali che sono cresciuti. Uno dei casi forse che è citato anche nel libro è di Aruba, che è un operatore nazionale che è uno dei primi in Italia che ha puntato al tema della sostenibilità. Quindi c'è veramente un mercato estremamente ricco. Alla fine uno potrebbe usare anche servizi di un data center che stanno in un altro paese, l'importante è avere una buona connessione, o meglio, una buona connessione ad alta velocità e a bassa latenza, come dicono i tecnici, quindi la cui reattività sia estremamente bassa. Grazie, mi ha intanto chiarito un po' lo scenario. Professoressa Di Maria, c'è qualcuno che una volta mi ha detto che il semplice fatto che esista un data center e che quindi quei server siano tutti nello stesso posto già tendenzialmente è più sostenibile che se non fosse così.
È una stupidaggine oppure? No, beh, intanto grazie per l'invito, è un po' sulla linea di quello che dicevano appunto Marco Bettiol e Luca De Pietro. Quando parliamo di data center in realtà pensiamo sia a una fabbrica, pensiamo a uno spazio che è riempito da dei server in cui sono contenuti dei dati, con degli apparati, dei cavi, adesso un po' semplifico, che in qualche modo consentono l'accesso, no? Tutto il tema della fibra, della connettività, perché i dati sono in qualche modo fondamentali nel momento in cui non solo li conservo ma li rendo accessibili e utilizzabili, no? Quindi c'è il tema della conservazione che si diceva rispetto ad un volume di dati che sta crescendo, ma poi anche il tema dell'accesso, no? Questo significa, però diciamo, il profilo dei data center è abbastanza variegato, abbiamo appunto i data center della pubblica amministrazione, possiamo immaginare i data center molto grandi superfici, centinaia magari di metri quadri, ma ci sono anche i data center molto piccoli che hanno caratteristiche molto diverse rispetto ai quali giustamente, come si diceva, anche attori pubblici come la Regione e anche lo Stato, insomma, la strategia nazionale sul cloud e l'AGI, insomma, si sono posti il problema di come razionalizzarli, in primis da un punto di vista della funzionalità, ma anche da un punto di vista poi anche ambientale. Però questi data center, un po' lo raccontiamo anche nel libro, attraverso questo ragionamento su quelle che si chiamano un po' le catene globali del valore, sono dispersi a livello globale perché in realtà, come dire, nel settore, nel mondo dell'IT abbiamo grandi operatori, si citava Google, insomma Microsoft, che gestiscono loro data center e offrono servizi cloud direttamente, ma c'è un numero molto ampio, un po' nel libro ne citiamo, proviamo a portare anche qualche ranking, anche imprese private che magari noi non conosciamo direttamente, no, come utilizzatori, ma che fanno di mestiere quello di costruire e gestire nel loro business anche data center e che quindi appunto noi non vediamo, che sono in qualche modo i fornitori, no? Stanno un po' nel back office e che però svolgono un ruolo fondamentale, e questi sono anche grandi player a livello internazionale, ce ne sono molti, per rispondere alla domanda su quanti sono, anche a livello europeo, anche nel libro abbiamo portato alcuni risultati di un'indagine a livello europeo, abbiamo fatto, come dire, un'indagine partendo da più di 500 imprese, non 500 data center, quindi ce ne sono molti, e il motivo è legato a che cosa? Al fatto che da un lato c'è la necessità di costruire delle infrastrutture per conservare questi dati, però c'è un altro tema che si diceva e in cui per esempio anche V6, dopo magari dico due cose su cos'è, è importante, che il tema si diceva della latenza. Oggi i data center devono conservare questi dati, ma in molti casi questi dati devono essere accessibili, più sono lontani dal luogo in cui si usano questi dati, più come dire, c'è una perdita di qualità, se pensiamo per esempio all'ambito dei video, tutta la parte di contenuti digitali, e quindi c'è questa tendenza a ragionare tra la concentrazione per avere un vantaggio di scala, ne faccio grande quindi risparmio, a avvicinare il più possibile anche questi dati a chi li utilizza, no? Quindi c'è tutta l'evoluzione anche in ottica edge computing, che ha tutta una serie di altri aspetti. Mi prendo un goccio d'acqua. Prego. E quindi un tema è quello dei data center, ma dell'accessibilità. Per esempio appunto V6 è un centro di ateneo dell'Università di Padova, quindi siamo 100% Università di Padova, ma in realtà offriamo questo servizio che si chiama di connettività, siamo un internet exchange, quindi diamo l'accesso attraverso questa attività che si chiama di peering, quindi connessione diretta a una serie molto ampia di operatori, e ospitiamo come data center infrastrutture per esempio della Regione, oltre che dell'Università, di molti altri operatori, e è stato interessante anche in questo libro, no, grazie anche al progetto, fare uno dei primi studi di LCA, quindi di Life Cycle Assessment a livello italiano proprio sui data center, perché chi si occupa di data center ha un problema, no? Un mal di testa, un tema fondamentale, che l'accesso ai dati e che il data center, mi passi un po' questa metafora, deve rimanere sempre acceso, cioè deve costantemente garantire 24 ore su 24, certo. Perché noi sappiamo che cosa succede, cosa proviamo quando non abbiamo accesso ai dati che ci servono, a maggior ragione se non sono banalmente il video, la nostra foto, ma sono dati aziendali, dati della pubblica amministrazione, dati sensibili. Quindi al di là degli aspetti di sicurezza c'è un problema proprio di accessibilità continua, e quindi anche il tema, vado un po' a chiudere, degli aspetti energetici sono sempre stati visti anche da un punto di vista non tanto della sostenibilità, no, quanto di garantire, no, il fatto che ci sia una continuità del servizio.
È chiaro che però questo aspetto inizia ad essere, ed è interessante appunto ragionarci anche come spunto, no, del progetto e del libro, perché sta diventando non soltanto un costo economico ma anche un costo da un punto di vista ambientale, quindi la necessità oggi di considerare sempre più non un'ottica solo di efficienza ma di aspetti ambientali nella gestione dei data center, perché è fondamentale, magari poi avremo modo di affrontare ancora questo aspetto. Arriviamo a questo anche con Bettiol. Quali sono quindi effettivamente le strategie che si possono mettere in atto, ma anche quanto le stanno già mettendo in atto o prevedono di farlo le imprese del settore? Allora, noi abbiamo fatto una ricerca, appunto come aveva anticipato Leonora, andando a vedere come i manager di 500 dei principali operatori a livello europeo stanno mettendo in campo sul fronte della sostenibilità ambientale. Allora, è chiaro che tutti gli operatori hanno ben presente qual è il problema, quindi questo non c'è sottovalutazione, anzi tutt'altro. È anche altrettanto vero che è uno dei casi in cui sostenibilità economica e sostenibilità ambientale coincidono, perché ridurre i consumi energetici significa anche ridurre molti costi per queste infrastrutture. Tenete conto che insomma, il costo energetico rappresenta insomma, tra il 50 e il 60% di tutti i costi di un data center, quindi stiamo parlando che nel conto economico è una cosa che pesa parecchio, quindi l'idea di rendere i data center più efficienti è una cosa che è fondamentale, tutte le persone coinvolte, i manager sono attentissimi in questo e investono moltissimo in questa direzione. Tenete conto che ormai l'efficienza dei data center è cresciuta enormemente nel corso degli ultimi anni, ci sono stati tantissimi investimenti da questo punto di vista. C'è stata anche tantissima attenzione alle fonti energetiche, quindi gran parte di tutti insomma, i grandi operatori, ma anche un operatore come Aruba, che è un operatore italiano, ha lavorato molto per approvvigionarsi da fonti rinnovabili. Addirittura Aruba ha comprato le centrali idroelettriche per alimentare i propri data center con energia rinnovabile. Google, Facebook, Amazon, Apple hanno investito in parchi solari, parchi eolici, quindi per cercare di ridurre il proprio impatto ambientale. Quello che però resta ancora da fare, questo è già stato fatto e per fortuna, nel senso che ha aiutato tantissimo a ridurre l'impatto, altrimenti sarebbe stato davvero insostenibile, però c'è un altro passo che deve essere fatto, sul quale c'è ancora meno consapevolezza e ci sono meno strumenti oggi disponibili, che è quello che anticipava Leonora Di Maria, che è un approccio circolare. Nel senso che gran parte degli operatori di data center si concentrano unicamente sulla cosiddetta fase d'uso. Cos'è la fase d'uso? Prendo le macchine, le metto dentro questo capannone, queste macchine hanno un ciclo di vita, io mi concentro essenzialmente sull'uso di questa capacità di computing, che è quindi energia e dati. Dobbiamo tener conto, e questo è stato un risultato anche della ricerca, quando abbiamo chiesto ai manager ogni quanto sostituiscono la propria infrastruttura, tenete conto che ogni 5 anni il data center sostituisce completamente tutto il proprio impianto, lo fa a pezzi naturalmente, non è che lo spegne, ma lo fanno costantemente, cambiano i server, cambiano tutti i sistemi di continuità, di mantenimento dei dati e così via. Questo perché diventano obsoleti praticamente sì, molto diciamo, in sono due le fretta. ragioni. Uno, perché c'è l'obsolescenza tecnologica, due, perché le nuove macchine sono estremamente più efficienti. Quindi proprio per cercare l'efficienza io devo cambiare costantemente i server. Il problema qual è? Che si produce una quantità di rifiuti elettronici che sta diventando via via crescente. Oggi questo problema non è considerato centrale dagli operatori di data center, perché loro ovviamente si concentrano dicendo no, io sono responsabile dell'uso che ne faccio. Tuttavia bisogna tener conto, questo è anche il risultato, devo ringraziare Leonora Di Maria che ha aperto le porte del suo data center. Noi abbiamo fatto un'indagine specifica sul data center V6, si chiama Life Cycle Assessment, quindi ciclo di vita del V6, abbiamo aperto tutti gli armadi, abbiamo provato a calcolare qual è l'impatto e ci si rende conto quanto impatto ambientale in sotto forma di energia e anche di CO2 è racchiusa nella produzione dei chip, che costituiscono diciamo, il core di questi data center, che vengono fatti in altre aree del mondo, che però noi consumiamo, quindi tra virgolette importiamo,
e tenete conto che ormai tutto è chip, anche gli hard disk che noi vediamo in realtà sono delle condensazioni di chip molto molto elevate, le dischi cosiddetto stato solido sono questi, quindi c'è un consumo di energia di CO2 per produrli davvero molto elevato. Se iniziamo a pensare che ogni 2 anni e mezzo, 5 anni tutta l'infrastruttura viene sostituita, moltiplichiamolo per tutti i data center, c'è un problema non banale da questo punto di vista. Quindi un po' il passaggio da fare è un po' iniziare a ragionare in una logica più circolare, quindi capire che cosa fare di questi rifiuti elettronici, come poterli riciclare. C'è tutto un problema oggi appunto di quello che viene chiamato appunto urban mining, il fatto che urban mining perché nelle grandi città c'è la più alta concentrazione di data center, per quello che diceva, o vicino insomma ai poli di interconnessione, perché i data center devono essere vicini alla domanda di capacità di computing, e quindi questi rifiuti elettronici sono concentrati lì. Oggi c'è la necessità di recuperarli, quindi c'è anche tutto un costo anche del riciclo che non va sottovalutato. E quindi oggi per questi operatori il cambio di mentalità è pensare a una logica più circolare, quindi capire che cosa accade prima e dopo il data center. Ecco, c'è un passaggio importante, che questo percorso non è facile, quindi non è una cosa scontata che si può risolvere in pochi passi, perché richiede la collaborazione di chi produce queste tecnologie, che per segreto industriale non rivela la quantità e le caratteristiche in termini di materiali, le specifiche dei loro prodotti. Questi prodotti cambiano estremamente in fretta, quindi proprio dal punto di vista architetturale, quindi organizzare una linea di riciclo per un prodotto che cambia ogni 5 anni è di fatto sostanzialmente impossibile dal punto di vista economico. Quindi diciamo, c'è tutto un problema oggi di riprogettazione di questa componentistica elettronica che deve essere pensata per essere poi disassemblata. Così non è al momento. Oggi tutta la concentrazione è sul fare ovviamente i chip più potenti, più veloci, che consumano meno energia, ed è giusto che sia così, però diciamo, questa parte circolare ancora non è entrata pienamente nell'industria, sia della produzione della componentistica elettronica sia nei data center. Oggi questo è un po' il passo che è necessario fare. Che poi qui entra in gioco anche la questione dell'essere più autarchici su questo fronte, nel senso che non essendo noi produttori, non avendo materie prime, forse trovare un modo per essere più circolari ci renderebbe anche meno problematico questo fronte, o no? Sì, allora, questo potrebbe essere un'opportunità, mettiamola così. Al momento non siamo competitivi perché comunque il riciclo di questi materiali è molto costoso, è più costoso che diciamo, recuperare i materiali originali, le terre rare, quello che avete sentito, di cui si parla tantissimo in questi giorni, recuperarli dalle miniere, ecco, quindi questo inizia a essere un problema, quindi dobbiamo cercare, per risolvere questo problema dobbiamo progettare i prodotti in modo differente per essere in grado di poterli riciclare con costi inferiori, altrimenti adesso di fatto non ci poniamo questo problema durante la progettazione del prodotto e quindi abbiamo un problema poi ex post, cioè che non sappiamo rimettere in ordine questa filiera, quindi è uno spazio veramente nuovo, appunto questa è una cosa che è emersa proprio molto bene in questa indagine che ha messo di LCA, quindi ciclo di vita del data center, ha messo proprio in luce questa criticità. Peraltro voglio dire, data center V6 ha investito molto, ad esempio acquista oggi, anche perché tutta l'Università di Padova acquista tutta la propria energia da fonti certificate rinnovabili, quindi ha abbattuto di molto il proprio impatto ambientale, però proprio perché è stato abbattuto di molto oggi l'attenzione si sposta, quel problema in qualche modo è stato in parte risolto, oggi l'attenzione è proprio sull'hardware, quindi diciamo, è anche un po' un contrappasso per internet che è sempre pensato come il mondo del software. Oggi il problema si sta verificando proprio sull'hardware, quindi c'è un grande ritorno all'hardware, sembrava, detta 5 anni fa, sembrava una cosa del tutto assurda, oggi l'azienda più sugli scudi è Nvidia che produce questi chip per l'intelligenza artificiale, quindi puro hardware, conta anche il software, insomma grandissimo hardware, e anche perché l'hardware è quello che produce oggi il maggior impatto ambientale. Ci vuole dare un punto di vista su questo tema anche per capire come
la vede un'istituzione pur sempre locale, per cui questa credo che sia una Questo è un sfida. una sfida globale. Esatto, Allora, intanto è una minimo sfida europea comunque. minimo europea. C'è una normativa nazionale che è stata accettata, abbiamo questa strategia Cloud Italia che prevede fondamentalmente 3 pilastri. Il primo è stata la costituzione di quello che si chiama un polo strategico nazionale, cioè di un cloud nazionale che in qualche modo gestisca tutti i dati strategici del paese, poi una qualificazione, una certificazione dei servizi pubblici sul cloud, in modo tale che chi eroga servizi della pubblica amministrazione sia in qualche modo certificato. È un terzo pilastro orientato ovviamente al tema della formazione, dell'aggiornamento delle persone, perché è fondamentale, questi servizi hanno poi bisogno di competenze per essere acquisiti. Io volevo, proprio perché il tema è estremamente complicato, provare anche a guardarlo, magari astraendomi e dicendo che poi il data center si inserisce in una filiera, no? In una catena del valore, come diceva, che ha almeno 2 passaggi su cui bisognerebbe anche quelli iniziare a ragionare. Sul data center gira del software. Ma se il software è compilato male, ridondato, è fatto di un sacco di righe che non servono, questo software fa consumare energia in più. Quindi vogliamo ottimizzare il funzionamento del data center, dobbiamo sicuramente pensare che anche tutto quello che ci gira sopra in maniera un po' semplicistica sia ottimizzato, e adesso incominciano ad esserci una serie di tool che permettono di calcolare l'impronta digitale del software, cioè ti dicono guarda che va bene, funziona, è performante, ma potrebbe essere ottimizzato perché fa fare delle routine che non servono e quant'altro. Quindi questo è il primo aspetto su cui sicuramente in questa catena, diciamo, del valore bisogna tener conto del software. L'altro aspetto riguarda noi. Nessuno di noi quando clicca sul proprio device pensa all'impatto ambientale di quello che sta facendo. L'unica cosa che pensa è la velocità di ritorno dell'informazione, che sia WhatsApp, che sia Facebook, che sia un applicativo aziendale, che sia qualsiasi cosa, è importante che sia reattivo. Se vogliamo in qualche modo ridurre o quantomeno tenere sotto controllo anche il tema dell'impatto ambientale del digitale, dobbiamo incominciare anche a fare consapevolezza, informazione verso l'utente finale e magari prospettargli anche delle alternative. Vuoi il servizio più veloce, sai che produci più CO2, vuoi un servizio un po' più piano, più lento, produci meno. Cioè, questo tema del data center, del consumo della sostenibilità ambientale del digitale è un tema che quindi va visto un po' complessivamente, mettendo in questo ragionamento anche gli utenti finali. Altrimenti ci saranno un grande sforzo, come c'è adesso, una grande attenzione dei grandi player, riducono, acquistano energia verde, ottimizzano, cercano di magari rinnovare con prodotti sempre più attenti all'impatto ambientale, ma poi ci troviamo che chi sviluppa software è molto distratto, magari non ci bada, l'importante è che il software funzioni bene, e dall'altra parte l'utente è in qualche modo indifferente. Ecco, no, se noi riuscissimo ad avere un approccio olistico, sistemico, per tenere dentro sia chi fa il software, chi quindi a monte, sia chi a valle lo utilizza, e nel mezzo c'è l'infrastruttura, quindi l'hardware fondamentale, potremmo forse ottenere dei risultati più velocemente. Grazie, portiamo avanti questo tema. In effetti è quello che le avrei chiesto, perché ci si focalizza molto sul contenitore, però inevitabilmente il contenuto che poi ha dentro conta altrettanto. Adesso abbiamo avuto occasione di conoscere un'impresa che fa siti web a basso impatto ambientale, che effettivamente è una novità, una cosa che all'apparenza ci sembrava strana, però poi ci hanno spiegato e allora ha avuto senso, anche se rimane lo scetticismo generale, dico, a senso comune, di chi dice vabbè, ma sarà questo fare effettivamente la differenza? Ma io credo, un po' ritornando a quello che si diceva all'inizio, no? Che l'idea da un punto di vista più consumer dell'utilizzatore di aver usato la parola cloud, quindi qualcosa di effimero, lontano, ma anche molto leggero, intangibile, ha spostato l'attenzione su quello che invece sono gli impatti ambientali. Credo che nel percorso di consapevolezza, come si diceva adesso, gli impatti del digitale non sono ancora percepiti, invece dovrebbero esserlo in maniera molto, molto più chiara. Sulla sostenibilità siamo abituati, e le imprese, soprattutto penso al mondo manifatturiero, anche in quale ci muoviamo noi, anche nel Veneto, nel nostro territorio, sta crescendo, in queste imprese sta crescendo il tema della sostenibilità, necessità di comunicare l'impatto, non so, nell'ambito dell'alimentare, nell'ambito della moda. Queste stesse imprese utilizzano molti dati
e c'è ancora poca capacità anche per le imprese che sono più attive dal punto di vista della sostenibilità nel domandare sostenibilità anche nel mondo dell'IT, no? Cioè c'è ancora, vedo una disconnessione se vogliamo, e che dovrebbe essere in qualche modo un po', invece speriamo anche grazie a questo libro, a questo dibattito, resa più aumentata, no? La consapevolezza del fatto che la sostenibilità è una sostenibilità, si dice, oltre alla CSR c'è la Corporate Digital, si dice Responsibility, cioè la responsabilità legata alla gestione digitale, che ancora però è ancora poco conosciuta, no? E che potrebbe essere invece uno stimolo, cioè se in qualche modo le imprese che utilizzano anche i data center, no, chiedessero di essere più responsabili, chiedessero in qualche modo ai data center di fornire dei dati che poi a loro volta inseriscono nella comunicazione verso i consumatori, e quindi al di là di quanta terra si usa, di quanta acqua si usa, di impatto anche nell'uso del digitale a livello aziendale, questo potrebbe essere un elemento che muove tutta la catena, diciamo. Questo è un tema. E l'altro aspetto è, concordo con Luca De Pietro, bisogna lavorare verso l'utilizzatore, bisogna riuscire in qualche modo, però bisogna trovare un po' di metriche condivise, no? Per misurare l'impatto dei dati. Ancora questo tema non c'è, ma credo che occasioni come questa e la ricerca sta andando avanti siano fondamentali proprio per far aumentare la consapevolezza. Sul tema del consumatore oggi c'è una crescente attenzione verso il tema della sostenibilità. Siamo ancora abituati a pensarla nei prodotti, negli oggetti, nelle cose che utilizziamo. Siccome i dati per noi sono ancora qualcosa di digitale, di intangibile, non lo è. Forse bisognerebbe in qualche modo riuscire, magari anche con la regione, con l'università, a fare una campagna, un lavoro di comunicazione verso insomma, il pubblico, i cittadini, verso i consumatori, anche di questa parte, diciamo, di loro vita che comunque è sempre più fondamentale. Qualche ultima curiosità, quindi non esiste una circostanza, una situazione, un tavolo banalmente in cui si mettano assieme a ragionare su queste cose, da chi progetta l'infrastruttura a chi poi effettivamente magari la ospita, o meglio ospita i dati nei data center, cioè, non esiste questo tipo di dibattito comune, diciamo? C'è un dibattito nel mondo dei data center, hanno delle associazioni a livello italiano, a livello europeo, a livello internazionale, c'è molta attenzione, cioè, anzi grandissima consapevolezza e grandi anche investimenti per cercare di ridurre il loro impatto. Il problema, tornando a quello che dicevano Luca De Pietro e Nora Di Maria, è che da sola i data center non possono risolvere tutto, ma devono farlo in collaborazione con sia quello che viene prima di loro, cioè tutta la parte di produzione, sia poi anche con l'utilizzatore finale. Se ci pensate, il digitale è l'unica industria, se vogliamo chiamarla così, in cui non è stato calcolato l'impatto ambientale. Cioè, adesso noi lo stiamo calcolando per tutte le industrie possibili e immaginabili. Voglio dire, se uno compra una giacca di Patagonia, giusto per fare un nome, sa quanto inquina Patagonia come azienda. Diciamo sul digitale, quando noi facciamo una ricerca su Google o spediamo una mail, non sappiamo quanto inquiniamo. Vi assicuro che inquiniamo dei grammi di CO2 ogni mail che spediamo. Quindi magari è piccola, ma anche questo contribuisce. No, ogni volta che noi accediamo a queste, questo non è ancora maturata questa consapevolezza. Ripeto, per le cose che dicevo prima, perché noi abbiamo sempre visto il digitale come un migliorativo necessariamente rispetto all'alternativa analogica, però nel momento in cui stiamo tutti andando verso un uso del digitale che sta aumentando e aumenterà, perché l'intelligenza artificiale aumenterà questo impatto. Noi parleremo con l'intelligenza artificiale, ogni volta che interagiremo questo produrrà CO2, questo è certo. Quindi richiede oggi una collaborazione tra settori, data center, chi produce, tutto il mondo consumer, che oggi fa fatica al momento, non è una priorità percepita dal consumatore. Ovviamente se non è una priorità percepita, le aziende hanno difficilmente stimolo. Sì, interesse a cavalcare qualcosa che non è immediatamente percepito, anche se lo potrebbero iniziare a fare. Certo, questo potrebbe anche richiedere un minor consumo, un uso un pochettino più razionale. Oggi noi quante foto facciamo con il nostro telefonino? Infinite, no? Non ci poniamo neanche mai il problema. Sì, non sembra uno spreco, diciamo, farne. No, nel senso ne facciamo perché costa niente farle,
o relativamente, non ci poniamo il problema della gestione, diciamo l'equivalente cartaceo a un certo punto uno si domanda dove può mettere le fotografie, quindi c'è un limite fisico, stanno da qualche parte, io stesso, non voglio dire, non sto tirando la croce addosso a nessuno, ma ho 10.000 foto, perché le ho levate le altre, quante di quelle foto sono foto interessanti? Foto insieme, però proprio perché non mi sono mai posto il problema di doverle selezionare, perché è una perdita di tempo per il consumatore selezionarle, restano lì. E ogni tanto le cerco, come penso facciamo tutti, no? E andiamo in questa macchina del tempo che è il nostro telefono, che ci dà le fotografie, i messaggi, quante volte, non so, per dire, quante email cancelliamo. Io lo dico io, non ho mai cancellato una mail nella mia vita, sono ancora tutte lì con tutti gli allegati, stanno da qualche parte, penso che sia un'esperienza comune, adesso non penso di essere... però non abbiamo mai avuto questo passettino in più, questa riflessione, no? Perché pensiamo sempre che sia colpa di qualcun altro, in parte è anche colpa nostra, come proprio utilizzatori finali, perché siamo noi che generiamo questa domanda di servizi. E ovviamente i data center devono fare il loro, non è che li esentiamo, però è in qualche modo è tutta una filiera che va riorganizzata. Ripeto, il digitale ha avuto così tanto successo, oltre forse anche le aspettative e la rapidità con la quale si sta diffondendo, che oggi richiede un ragionamento diverso. Prima, francamente, il problema non si poneva, il problema era qualità del servizio, qualità dell'interfaccia, che tutto fosse semplice, perché semplice non è, in realtà c'è un'infrastruttura molto complessa, ma oggi tutto è a portata di click, mettiamolo così, e questo è stato un miglioramento fondamentale, ci ha migliorato le vite, ce le ha rese più semplici, più divertenti. Oggi questo passettino in più va fatto e richiederà tanti aggiustamenti, cioè è un lavoro enorme da fare in realtà, e quindi è uno spazio anche di innovazione molto interessante. Sia nell'hardware sia nel software che va ripensato, sia anche nel nostro uso sociale. Fare foto continuamente, forse dobbiamo pensare se è socialmente accettabile anche in futuro, no? Forse dovremmo ripensare cambiare un po' prospettiva, perché io quando vedo che qualcuno cancella le mail mi verrebbe da dire ma che fai, potrebbero sempre tornare utili, piuttosto tienine 20.000. Beh, certo, ma perché noi non ci siamo mai posti questo problema, ma effettivamente tornano utili, non è che è un errore. Certo, Però non possiamo non possiamo sempre farla. Pensate da qui ai prossimi 30 anni quante email, perché dobbiamo guardarlo in prospettiva, cioè non è solo ad oggi. D'altra parte anche gli archivi fisici dopo un po' di anni vengono normalmente buttati in parte, cioè i documenti hanno una valenza che tranne il ha una digitale che non scadenza. viene buttato. Appunto, per questo forse giustamente bisognerebbe adottare un po' la stessa prospettiva, come se occupassero uno spazio fisico. Un'ultima curiosità, ci diceva De Pietro che forse dovremmo aspettarci magari meno velocità, un servizio, ma non per forza, ma nel senso un servizio più lento allora consuma un po' meno. C'è questa associazione automatica? No, Okay. può non essere, però l'idea è che anche il servizio, cioè lei faceva il caso di un esempio prima di un sito internet sostenibile, bisognerebbe capire, però sicuramente chi fa questa proposta, diciamo, commerciale ha costruito un sito che ha delle caratteristiche diverse da altri, no? L'importante è che questa offerta, o meglio, ci sia una differenziazione dell'offerta in modo tale che l'utente possa decidere se andare in un sito internet normale oppure un sito internet più sostenibile, quindi se è la velocità, se è l'interfaccia, se sono le funzionalità, i colori, probabilmente capito con l'esperienza, però cominciare anche ad ampliare un'offerta e pensare che magari c'è un pubblico più giovane, che spesso noi sottovalutiamo, ma è molto più attento di una generazione come la nostra, diciamo, a queste tematiche, che potrebbe decidere di usare un'app piuttosto che un'altra perché ha un impatto ambientale minore. Io ci credo, secondo me c'è spazio per fare delle prime sperimentazioni. Poi, se lei mi dice che si può fare sui servizi pubblici diventa difficile perché il servizio pubblico è trasversale, però magari sui servizi privati secondo me potrebbe essere un terreno di gioco estremamente interessante. Bisogna provarci e secondo me il tempo è maturo proprio perché adesso, come vediamo,
torno al tema dei giovani, degli under 20, che usano anche app diverse da noi, social network diversi e quant'altro, quindi potrebbe esserci veramente l'occasione di pensare di diversificare l'offerta di servizi, anche evidenziando questo aspetto di sostenibilità. Quindi l'arrivo della fibra non è per forza un inquinamento maggiore, non vale questa equazione. Ma direi di no, non necessariamente, ecco. Sicuramente avere la fibra, come dire, aiuta ad avere l'accesso ai dati, e questo potrebbe in ottica di velocità rendere ancora più forse ininfluente questa percezione del consumo del digitale, però in realtà può essere anche un modo per, come dire, ragionare in un'ottica diversa. Quello che abbiamo visto per esempio anche dai dati dello studio sull'LCA è che in molti casi non sono tanto appunto le infrastrutture di rete, gli aspetti di fibra, ma quanto gli aspetti legati alla produzione di ciò che poi conserva i dati nel data center, che sono per esempio appunto i server, gli hard disk, i chip, questa parte che molto spesso appunto inquina non tanto nell'uso ma quanto nella fase produttiva, cioè quindi c'è tutto un ambito interessante di economia circolare, e credo che possa essere utile una delle sfide magari per il progetto 2, comunque per le attività che possiamo fare anche in futuro, che è quello di riuscire a capire che tipo di metriche possiamo utilizzare per misurare gli impatti su qualcosa su cui ancora non abbiamo ragionato, ecco, proprio perché c'è un aspetto di digitale, insomma di intangibile, che forse non abbiamo messo a fuoco. Diventa più facile nel momento in cui abbiamo una bottiglia, un vestito, un'auto, quindi qualcosa che è totalmente fisico, allora si riesce più facilmente a ricostruire l'impatto ambientale. Già appunto sul sito, su un'email, su un consumo di un oggetto, no? Come un'app che in parte è anche molto digitale, che è stata finora la sua forza, però anche credo sia una delle frontiere nuove della sostenibilità da considerare. Quindi colgo anche il almeno minimo rischio che diventi facilmente marketing la sostenibilità del sito web, no? Di un sito web ad esempio, nel senso che a quel punto se... Sì, Certo, diciamo che il greenwashing certo, è sempre dietro l'angolo certo. per qualsiasi... Però in una fase in cui faccio ancora fatica a misurare è ancora più facile cadere in quella trappola lì, per cui sono più utili ancora gli strumenti di misurazione così che si possa poi valutare. Diciamo, intanto secondo me il primo obiettivo è essere consapevoli, poi le soluzioni secondo me arriveranno, sono molto ottimista, proprio per il fatto perché tantissimi ci stanno ragionando in questo momento e hanno ben presente questo problema. Però l'importante è iniziare a essere consapevoli di dove sono i problemi. E devo dire, noi, grazie a Leonora Di Maria e Luca De Pietro, abbiamo potuto fare una delle prime LCA a livello internazionale, almeno pubblicate, perché poi magari i grandi operatori li hanno fatte ma hanno ottenuto segreti questi risultati. E già fare questa attività, ad esempio che il V6 come data center non aveva mai fatto, è stato importantissimo per aumentare la consapevolezza dei manager e poi di chi deve prendere le decisioni di investimento su dove andare a mettere le mani e intervenire. Perché già delle cose sono state fatte, ma delle cose emergono proprio in modo molto molto chiaro ed evidente. Quindi ad esempio incentivare, ecco, mettiamola così, data center a pubblicare, a rendere pubbliche queste informazioni potrebbe essere un passo in avanti importante per aumentare la loro consapevolezza e anche per rendere più trasparente l'industria. E ripeto, moltissimi stanno facendo grandi investimenti e sono tutt'altro diciamo che in attesa, ma proprio perché stanno facendo questa cosa è importante misurare, rendere visibile quali sono le aree sulle quali intervenire. E poi, voglio dire, io penso che anche la ricerca scientifica sia molto interessata a lavorare in questa dimensione. Lo diciamo subito, non è che torneremo a un mondo senza il digitale, anzi lo useremo sempre di più, ma proprio perché lo useremo sempre di più dobbiamo renderlo sempre più verde. Diciamo, non fare lo stesso errore che abbiamo commesso in passato con altre industrie, dove ovviamente l'utilità era così alta che il problema non ce lo si poneva nemmeno. Oggi ecco, non possiamo correre questo rischio di fare con il digitale che è di fatto già l'industria dominante, diventerà sempre di più perché è l'industria trasversale, di fare lo stesso errore. Quindi è meglio, tra virgolette, iniziare a porsi il problema da subito piuttosto che risolverlo tra 10 anni, che magari potrebbe diventare molto più complicato. E quindi diciamo, siamo molto ottimisti da questo punto di vista. L'importante è rendere sempre più trasparente questa industria che, ripeto, non lo è trasparente anche per ragioni di sicurezza.
perché diciamo tutti i siti sono, voglio dire, mission critical, cioè nel senso che se iniziamo a prendere i data center possono, insomma, possiamo mettere veramente in ginocchio anche l'infrastruttura di un paese. Quindi diciamo, c'è anche un livello di segretezza dovuto a questo aspetto che non è banale, però renderlo più trasparente nelle informazioni disponibili credo che potrebbe essere un grande contributo. Benissimo, avete risolto moltissime delle mie curiosità sul tema. Qualcuno ha curiosità ulteriori che non abbiamo avuto modo di trattare? Sì, prego. Mi viene in mente una suggestione. Voi avete fatto un lavoro di analisi dello stato dell'arte. Si potrebbe immaginare, diciamo, rispetto all'esplosione dell'AI digitale e della moneta digitale, perché quando scoppieranno queste due cose qui, si potrebbe immaginare un LCA predittivo, in modo da capire prima che cosa fare. La mia impressione è che tutti i grandi player, diciamo, delle conoscenze, delle competenze, sanno puntualmente che cosa fare. E il problema è sempre la polis, no, globale, è politico, invece di dove andare insieme in maniera coordinata, è il famoso concetto dello stormo. C'è Edgar Morin che lo dice, diciamo, con una metafora, no? C'è questo bellissimo prato di fiori che è, diciamo, la globalizzazione, pieno di meraviglie, e lui fa una domanda bellissima che impatta. Ma chi fa il bouquet? Ed è un po' questo il problema, cioè abbiamo questo prato meraviglioso che però ha queste problematiche, voi le avete analizzate, siete fantastici, veramente siete andati a capire la qualità dei fiori, no? Però bisogna capire come farlo il bouquet, nel senso che poi bisogna raccoglierli in qualcosa di ancora più bello di un prato di fiori, non so come dire. Ecco, l'ho buttata lì come... No, quello dell'LCA predittiva è una bella cosa, non facile da fare. No, però è necessaria. No, quello che si potrebbe fare è utilizzare principi di progettazione. Allora, tante cose del digitale sono imprevedibili nel loro sviluppo. Voglio dire, se nei primi anni 2000 qualcuno avesse avuto la capacità di prevedere l'utilizzo di una piattaforma come Google oggi, cioè, è sostanzialmente impossibile, cioè non sappiamo quale servizio poi prenderà piede, quale app verrà utilizzata dal consumatore, perché questa è una cosa che un po' emerge dalla complessità dell'interazione, quindi è difficile poterlo anticipare. Voglio dire, pensiamo a Facebook, a Zuckerberg che era nel suo dormitorio, che ha fatto, cioè chi poteva immaginare che quella roba sarebbe diventata un'infrastruttura oggi della comunicazione mondiale? Esatto, cioè, allora quindi è molto difficile, perché poi stiamo parlando di un mondo che produce innovazioni costantemente. Capire quello che verrà utilizzato è molto difficile diciamo, no, certo. Ho capito che è difficile predire, no? Che cosa, come avverrà, in che tempo, però abbiamo capito, e voi lo avete studiato, che ci saranno delle conseguenze che saranno certe, quelle sì sono certe, cioè L'uso sì. l'impatto è certo, e se questo è, diciamo, lo stato dell'arte digitale, voi lo avete analizzato, lo dobbiamo sviluppare per tutta la I e per tutta la moneta digitale. Assolutamente. Beh, la moneta digitale, ad esempio, il Bitcoin, per come è stato progettato dal punto di vista ambientale è totalmente insostenibile. E infatti... Adesso ci sono le banche Sì, no, ma poi... No, ma... Però vengo al caso dei Bitcoin perché è interessante, ma chi poteva immaginare che quella roba poteva prendere piede? Poi per carità io non ho un'opinione positiva però questo è un altro paio di mani, però comunque funziona e consuma un sacco di energia, una roba terrificante. Altre currency digitali hanno altri sistemi che consumano molto meno. Allora qual è il punto? È che quando introduciamo una cosa nuova dovremmo avere dei principi di progettazione che riducono
il possibile impatto dall'origine, non sapendo quale, voglio dire, dei fiori verrà scelto poi dal consumatore o diciamo dalla complessità dell'interazione anche con le altre applicazioni, ma almeno essere certi che nel momento in cui tu programmi un software devi rispettare ad esempio dei criteri di sostenibilità che oggi non sono minimamente diciamo, nelle priorità di un programmatore. Il programmatore è un problema, che funzioni e che piaccia all'utente finale. Tutto il resto è un di cui. Allora, se noi iniziamo a pensare che questo deve essere uno dei criteri di programmazione minimo, requirements, come vengono chiamati, allora questo sì potrebbe cambiare, perché siccome non possiamo controllarlo ex ante, cioè non possiamo controllarlo prima per capire, dobbiamo sincerarci che nella progettazione questa cosa venga fatta bene. Allora questo sarebbe già un modo per di molto questo impatto, perché dopo se un'app ha successo, ad esempio, dovresti riscrivere tutto il codice. È un lavoro diciamo, che uno non vorrebbe fare neanche sotto tortura, perché c'è una serie di rischi nel fare queste operazioni su un'infrastruttura, ad esempio come Facebook, che vi assicuro è meglio non farli, perché il rischio che non funzioni più niente poi è dietro l'angolo. Quindi c'è una complessità nel mondo che non è diciamo, facilmente affrontabile. Quello che possiamo fare è cercare di anticipare il più possibile, come anche nella progettazione dei chip. Cioè fare dei chip che siano facili da smontare, che siano facilmente recuperabili, materiali, oggi il problema non è questo, non si pone. Quindi se noi iniziamo a anticiparlo, forse... Però secondo me sulla metafora, che anche tu hai detto, no, secondo me non deve essere il consumatore che prende i fiori che vuole, è diciamo, la società della responsabilità che fa il che È sempre un po' pericoloso questa cosa qui. il consumatore deve essere un prodotto finito. Ma A me viene in mente quella frase famosa di Steve Jobs che diceva che il consumatore non sa quello che vuole finché non glielo mostri. appunto, questo è il problema. Ci deve essere una responsabilità etica, generale, scientifica, e qui c'è la politica, che produce qualcosa che dà al comportamento diciamo, di chi prende il bouquet già diciamo, una piattaforma etica, non so come dire. Mi viene da dire così, era solo una Io sono sempre molto scettico su chi vuole selezionare gli strumenti all'origine, sempre estremamente pericoloso. Dico, lasciamo che tutti abbiano il loro spazio, l'importante è che abbiamo un linguaggio condiviso, cioè che questa cosa venga interiorizzata, ma banalmente che venga insegnata in un corso di computer science, sostenibilità del software, cioè al momento non c'è un corso, adesso si iniziano a fare perché questo inizia a diventare importante, però non è, cioè non è nella formazione delle persone. Allora noi dobbiamo lavorare molto più sulla cultura e questo secondo me ci darà un grande vantaggio dopo, più avanti. Volete in qualche modo aggiungere qualcosa? No, io volevo solo proprio in una battuta su questo, perché appunto noi abbiamo citato anche il tema dell'economia circolare, no? Della trasformazione in chiave circolare dell'economia che dice che bisogna essere circolari by design, cioè progettare e lavorare un'ottica di ecodesign. Questa attenzione che è diciamo così una delle direzioni molto chiare non solo di per esempio politiche europee, no? Ma in un'ottica anche più generale di transizione, di un nuovo modo di fare impresa, di consumare, di produrre, ancora una volta ha guardato molto agli aspetti di materialità, no? E quindi abbiamo visto la manifattura, l'oil and gas, il cibo, no? Le auto, i vestiti come i primi ambiti all'interno del quale ci si deve muovere in un'ottica di economia circolare. In realtà stiamo dimostrando, stiamo cercando di capire che come dice anche lei, in realtà tutto deve essere pensato da subito in un'ottica di economia circolare, a maggior ragione anche il mondo del digitale, forse è più complicato perché è più difficile fare una distinta base, scomporre tutte le risorse fisiche come si fa con un vestito per capire che cosa pesa di più da un punto di vista della circolarità e quindi forse ci vuole un po' più di ricerca che in altri settori, però questa direzione vuol dire non rende esente anche il mondo dell'IT, del digitale e del data center dal pensare circolare. Allora, grazie a Marco Bettiol, Eleonora Di Maria e Luca De Pietro perché ci hanno davvero aperto appunto, come avete avuto occasione di dire voi stessi, una finestra su un mondo su cui forse
questo tema viene discusso ancora poco, per cui noi abbiamo sicuramente imparato qualcosa e forse saremo più coscienti d'ora in poi, ma speriamo sia solo l'inizio di una lunga conversazione. Grazie a chi ci ha ascoltati e buona serata.